Corriere del Veneto, domenica 26 gennaio 2025. L'alleanza fra il capitale e il lavoro. Il 18 e il 46 sono due numeri chiave, simbolici e iconici, per inquadrare l'evoluzione del rapporto tra capitale e lavoro nel nostro paese. Il 18 è molto noto, perché è quello dell'articolo dello Statuto dei lavoratori che per quasi mezzo secolo ha definito la cornice dentro cui gestire la delicata fase del licenziamento e che nel tempo ha ridotto la sua efficacia. L'ha ridotta per effetto anche dei cambiamenti di scenari, tecnologie, modelli di produzione e di organizzazione del lavoro. Il numero 46 è meno noto e si riferisce a quello dell'articolo della Costituzione in cui si legge che, ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi alla gestione delle aziende. Per me, figlio della classe operaia del secondo Novecento, il 18 e il 46 sono stati come la stella polare, che ho tenuto sempre presente come riferimento per orientarmi, scegliere la via da percorrere e, quando necessario, cambiarla. Nel corso degli anni, il rapporto tra capitale e lavoro è evoluto. È diventato meno ideologico e più pragmatico. Si è aperto a soluzioni che evocano una concezione pluralistica e non unitaria del potere di governo dell'impresa, dai diritti di informazione alle forme più o meno spinte di partecipazione alla governance e alla proprietà. Oggi i tempi sono maturi per un ulteriore passo in avanti. Nella nota di servizio dei lavori della Camera dei Deputati di domani 27 gennaio c'è anche la discussione sulle linee generali di una serie di proposte di legge in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati d'impresa. Alcune partono dall'iniziativa di deputati, da Cirielli a Molinari, da Faraone a Mollicone a Foti. E una di esse, la numero 1573, è di iniziativa popolare. L'ha promossa la CISL, che ha raccolto 400.000 firme ed è stata presentata alla Camera a fine novembre 2023 con il titolo La partecipazione al lavoro per una governance d'impresa partecipata dai lavoratori. È proprio questa la proposta di legge che è stata adottata quale testo base per la prima lettura in aula che si farà domani, lunedì 27 gennaio. La proposta disegna un quadro organico che disciplina il processo di coinvolgimento dei lavoratori nel consiglio di amministrazione, indica le forme di partecipazione finanziaria, riconfigura gli strumenti di partecipazione organizzativa e consultiva. A leggerla si riconoscono alcune modalità operative coerenti con un'economia nella quale la conoscenza vale più delle macchine. Il capitale umano, a parole, è il fattore che più incide sulla competitività e la continuità dell'impresa e la produttività del lavoro, nei fatti, è uno dei talloni d'Achille di certe imprese italiane, incluse quelle a partecipazione pubblica. Nell'epoca in cui mettersi all'ascolto degli stakeholder esterni, fino a farli partecipare a titolo consultivo ai processi decisionali che impattano su ambiente, territorio e comunità, è una postura che ha legittimazione sociale. Dare sostanza al principio costituzionale che reclama la partecipazione delle maestranze interne ai medesimi processi è un atto quasi dovuto e senza dubbio tardivo. Tra il 18 e il 23 gennaio scorsi, la proposta è stata analizzata in sede referente nelle commissioni lavoro e finanza. Sono state presentate 41 proposte emendative e di queste oltre 20 approvate. Degli iniziali 22 articoli ne sono rimasti 15 e, secondo alcuni, in prima lettura alla Camera arriverà una versione snaturata rispetto al progetto originario, tanto che alcune parti politiche, che inizialmente avevano sostenuto la proposta, sembrano avere cambiato idea. I lavori parlamentari seguiranno il loro iter e vedremo cosa succederà. Nel frattempo, come dopo, il Nord-Est non sta con le mani in mano. Lo scorso maggio in questo territorio è nata la Fondazione Capitale e Lavoro, che ha messo insieme un gruppo di persone di diversa estrazione, imprese e banche, consulenze e professioni, parti sociali e università, per discutere, pensare e proporre soluzioni adeguate per mettere la partecipazione nel posto che si merita, in prima fila.